È una bellissima occasione in un luogo in cui tra l'altro non ero mai stato, e con un pubblico attentissimo tra l'altro, che ha fatto delle domande molto interessanti e originali, cosa rara quando succede nelle presentazioni, e poi anche appunto in una sala di notevole bellezza artistica e istituzionale. Quello che volevo fare era scrivere un romanzo esistenziale, un romanzo che attraverso poi appunto l'ambientazione storica di due momenti del passato recente italiano portasse alla luce le tensioni irrisolte e anche il dialogo a distanza tra un padre e un figlio che non si sono mai conosciuti. Quindi per me essenzialmente rimane una storia di famiglia, mettiamola così. Io continuo a pensare che la letteratura sia essenzialmente quello, storie che ci colpiscano, ci feriscano anche o ci facciano, insomma, cambino un po' il modo in cui guardiamo al mondo, raccontate con un linguaggio all'altezza. È un lavoro che porto avanti da anni e spero di continuare a migliorare nel farlo. È un libro scritto da un ragazzo che ha grande finezza intellettuale e racconta delle storie che per chi ha vissuto quegli anni e lo hanno segnato non possono che fargli riandare la memoria a quei tempi, ma racconta i personaggi, racconta la ricerca personale della verità da parte di questi. È veramente un libro straordinario. Io posso dirvi entrambi sono molto belli, ma Morte di un uomo felice è veramente un libro che tocca il cuore per come racconta la storia di questo personaggio che cerca di ricongiungersi a suo padre che praticamente non ha nemmeno conosciuto. È singolarissimo che un ragazzo così giovane scriva un libro così maturo, così profondo, così bello. È una collaborazione iniziata già da qualche anno, noi presentiamo sempre il vincitore qui a Palazzo Ferrofini. Quando c'è stato le celebrazioni dei 50 anni del Campiello abbiamo pubblicato proprio qui in Consiglio regionale il volume che in pratica ripercorreva tutti i 50 anni e la storia del Campiello. Diciamo siamo diventati partecipi assieme di un percorso che è iniziato oltre 50 anni fa.